Buona giornata, ben ritrovati con la prima edizione dei telegiornali di Antenna 3, cronaca, approfondimenti e commenti su quelle che sono le principali notizie di oggi nella prima edizione odierna che sarà con voi fino alle 13:30. Cominciamo subito con la cronaca che ci porta ancora una volta a Pieve del Grappa, dove si è verificato il terribile incidente costato la vita la notte di Halloween a Miriam Ciobanu, il giovane che era alla guida della vettura che appunto ha travolto la ragazza e poi risultato positivo al test sia per l'alcol che per la droga, è stato scarcerato e per lui ora c'è l'obbligo di dimora. Ma per tutte le ultime notizie ci colleghiamo con Anna De Roberto che si trova per noi a Pieve del Grappa. Buongiorno Anna. Sì, buongiorno Marta, a te e telespettatori. Allora, le campane qui vicino a me della chiesa di San Zenone degli Ezzelini stanno suonando le 12 in punto. A San Zenone degli Ezzelini da ieri sera è arrivato Alessandro Giovanardi, il giovane di 23 anni che appunto, come hai anticipato tu, ricordato, tu ha travolto e ucciso la 22enne Miriam Ciobanu la notte di Halloween. È a casa da ieri sera con mamma e papà, non è figlio unico, ha una sorella, e per lui è stato disposto dunque l'obbligo di dimora con la possibilità di uscire dal comune di residenza, perché appunto Alessandro è un operaio e lavora nel comune di Fonte, quindi non a San Zenone degli Ezzelini. Una misura che è stata data non tanto perché si pensa che possa esserci pericolo di fuga, ma in realtà perché il pericolo potrebbe essere quello della reiterazione del reato. Infatti è stato disposto l'obbligo invece di restare a casa, una sorta di arresti domiciliari nel corso della notte, quindi dalle 20 della sera alle 6 della mattina. Ricordiamo ovviamente che comunque il ragazzo non ha più la patente. Ricordiamo anche, Marta, che l'esito degli esami tossicologici hanno evidenziato che Alessandro aveva assunto cannabinoidi nel pomeriggio precedente alla tragedia e quindi ecco, queste saranno sicuramente delle aggravanti e lui è indagato per il reato di omicidio stradale aggravato. Allora, si è ancora in attesa del nulla osta per la sepoltura, quindi non riusciamo ancora a darvi una data per i funerali. Ricordiamo che Emilia mi aveva espresso il desiderio di essere cremata e quindi la mamma ieri ci ha detto che l'ostacolo forse sarebbe stato il padre, che invece avrebbe voluto che la ragazza non fosse cremata e fare un funerale con il rito ortodosso. Tra pochissimo abbiamo un appuntamento con Don Gabriele, che è parroco sia delle chiese di Onè di Fonte che di Padano del Grappa. Sarà lui a celebrare i funerali e sarà anche lui a dirci insomma come la comunità sta vivendo questo momento così difficile. In ultimo posso aggiungere che oggi il sindaco di San Zenone degli Ezzelini intorno al pomeriggio ha già detto che tornerà a fare visita ai genitori di Alessandro Giovanardi, che appunto ha commesso un reato certo, ma è stato il primo ad ammettere che la sua vita è stravolta e il sindaco ha intenzione di portare nuovamente la sua vicinanza anche alla famiglia che ha chiesto ovviamente a noi come a tutti gli altri giornalisti di stare lontana, no? Di rispettare questo momento difficile che tutti stanno attraversando. Ecco Anna, un ultimo accenno a quelle che sono le parole del procuratore di Treviso che pare intenzionato alla richiesta di pene più severe per coloro che si mettono alla guida sotto l'effetto di alcolici o altro e provocano appunto incidenti gravi come è accaduto in questo caso. Marta, ti sento poco perché appunto c'è un via vai di macchine, ci sono ancora le campane delle chiese, però confermo nel senso che il procuratore Martani l'ha confermato ieri a noi giornalisti che appunto chiedevamo lui del GIP, aveva o meno accettato la richiesta della procura dopo aver convalidato l'arresto. Ha chiesto ai propri pubblici ministeri sì di applicare pene più severe nei confronti di chi provoca incidenti stradali con l'aggravante dell'uccisione di vita, insomma della presenza di morti. Ha detto questo non servirà magari a fermare le stragi nelle strade, pensate che è la 60ª vittima Miriam sulle strade solo della Marca trevigiana.
però sicuramente è un indirizzo, no? La voglia, la necessità e l'indicazione data appunto ai pubblici ministeri di inasprire le pene per chi si mette alla guida sotto l'effetto di alcol e droga. Grazie Anna, buon lavoro Anna De Roberto che sta seguendo appunto per noi gli sviluppi di questa tragica vicenda. E proprio a proposito di sindaci, se ne parlava prima, l'intera comunità dei sindaci dei comuni colpiti dalla tragedia della pedemontana del Grappa unita chiede che sulle polemiche di questi giorni cali il silenzio per il rispetto del dramma di queste due famiglie. Miriam Ciobanu voleva essere cremata, come la sua famiglia sentiva di non avere radici. In queste ore papà e mamma stanno decidendo come accompagnare la figlia nell'ultimo viaggio. Il nulla osta alla sepoltura ancora non è arrivato. Il parroco di Paderno e Fonte, Don Gabriele, oggi ha sentito i familiari. Il sindaco di Fonte, Luigino Ceccato, in serata deciderà se proclamare per quel giorno lutto cittadino. 3 sindaci, 3 comunità coinvolte e sconvolte da questa tragedia. Fonte, dove viveva Miriam con il papà e la sorella, Pieve del Grappa, attraversata dalla strada maledetta, spesso percorsa a velocità che vanno ben oltre il limite consentito, e dove Miriam si trovava prima della tragedia, e poi San Zenone degli Ezzelini, dove stava tornando Alessandro. Ho parlato con il papà è disperato, il papà appunto mi ha detto, ha ammesso che suo figlio correva. Non abbiamo parlato delle altre cose, lasciamo appunto sia alla giustizia poi a discuterne e a parlarne, però anche lui è molto dispiaciuto e molto disperato. Tra l'altro mi ha detto anche che conosceva la famiglia della ragazza, per cui la situazione appunto diventa ancora più triste. Il mondo sta parlando, almeno noi, la comunità di questi ragazzi, facciamo silenzio nel rispetto del dolore di tutti, vi prego. Scrive questa mattina Annalisa Rampin, sindaco di Pieve del Grappa. Al suo appello si associa anche il collega di San Zenone, Fabio Marin. È importante fare silenzio perché la magistratura deve fare il suo corso e non dobbiamo davvero continuare a distruggere le vite e le famiglie che già stanno subendo questo grande dramma. Ed ora parliamo del maltempo che è in arrivo anche sul nostro territorio, allerta arancione in Friuli Venezia Giulia, ma tutto il nord-est è attraversato in queste ore da una perturbazione che sta portando vento forte, degli acquazzoni in varie località appunto del Triveneto e anche il fenomeno dell'acqua alta che questa mattina è tornato con la prima acqua alta d'autunno a Venezia, ma in questa giornata del 4 novembre, festa dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, Piazza San Marco è rimasta all'asciutto grazie alle barriere del Mose che sono state sollevate. Ci colleghiamo quindi con il nostro inviato a Venezia, Lorenzo Maier. Buongiorno Lorenzo. Buongiorno Marta, a te e ai nostri telespettatori. Ecco, allora com'è andata questa prima giornata d'autunno con l'acqua alta a Venezia? Piazza San Marco, come dicevi giustamente tu da studio, è rimasta all'asciutto, e questo era un dato importante. È stata questa la prima acqua alta non solo della stagione autunnale ma di tutto il 2022. Pensate appunto che le barriere gialle del Mose si sono alzate oggi per la prima volta in tutto l'anno solare. Quindi la marea si è fermata, come le previsioni avevano annunciato, a una quota importante. Parliamo di una quota di 113 centimetri misurata in piattaforma alla punta della dogana e di 120 centimetri alla bocca di porto del Lido. Con questa quota di marea va considerata che senza l'entrata in funzione del Mose si sarebbe allargata non solo Piazza San Marco e la Basilica, ma si sarebbe allargata anche molte altre parti della città, circa un 15-20% del centro storico. Tra le zone che sarebbero state inondate dalla marea ci sarebbe stato per esempio anche Rialto, dove si trova la sede del municipio Tafarsetti, la zona della stazione e molte altre zone anche di passaggio, perché Venezia anche in questo periodo è, come abbiamo documentato noi nei nostri telegiornali, è comunque preso d'assalto dai turisti. Piazza San Marco ovviamente era la zona più attenzionata, dove questa mattina si è svolta regolarmente senza alcun problema
la cerimonia suggestiva dell'altra bandiera con la presenza del sindaco Brugnaro, delle autorità civili e ovviamente di quelle militari. Piazza San Marco e la Basilica non è stato necessario per oggi mettere in funzione per la prima volta le barriere che proteggeranno la Basilica anche quando il Mose non sarà in funzione. Ricordiamo che la cattedrale va sotto già a una quota di 85 cm. Le barriere erano state posizionate, poi quando è stato confermato che il Mose in circa 30 minuti si è sollevato, quindi con tempi anche record, perché il rodaggio di questi mesi ha permesso di affinare anche tutte le procedure per la messa in funzione di questa opera in ingegneria idraulica. Con il Mose in funzione le barriere che proteggono la Basilica sono state tolte. Questa sera verranno però riposizionate, in quanto per domani mattina è prevista alle 9:10 una quota massima di 100 cm, molto probabilmente il Mose domani non sarà messo in funzione perché oggi a far attivare la messa in opera delle barriere è stato anche il forte vento che per tutta la notte ha sospinto la marea, quindi al di là delle quote poi c'era questa preoccupazione per le condizioni meteo di un forte vento che poteva fare così un po' da traino, da volano e spingere la marea anche oltre, quindi domani il Mose non sarà con ogni probabilità messo in funzione, ma verranno posizionate queste barriere per proteggere la Basilica. A questo proposito oggi in piazza San Marco abbiamo raccolto la soddisfazione per questo tra virgolette scampato pericolo da parte dei commercianti della piazza, che erano ovviamente allarmati, che hanno seguito con preoccupazione l'andamento delle previsioni, i bollettini e tutte le procedure, anche arrivando all'alba nei loro negozi per assicurarsi che non andassero sott'acqua. Se non hai domande dallo studio vi saluterei facendovi ascoltare quello che ci ha dichiarato poco fa ai nostri microfoni Sergio Toccaziano, un imprenditore, un commerciante della piazza, che è anche il fondatore dell'associazione dei commercianti di Piazza San Marco, che riporta con soddisfazione questo scampato pericolo, e poi l'attenzione è tutta per le previsioni di questa sera. Questa notte per fortuna è stato alzato il Mose, quindi la città è rimasta protetta all'asciutto. La piazza, abbiamo avuto l'alzabandiera questa mattina in perfetta, con la piazza completamente asciutta, quindi ringraziamo tutti, ringraziamo noi commercianti della piazza, soprattutto da parte della Procurativa Vecchie, ringraziamo noi cittadini veneziani, perché ovviamente 1,18 m, come erano le previsioni, avrebbe inondato una gran parte della città, quindi ringraziamo tutti per questo sollevamento che ha salvato Venezia anche oggi. Ecco, allora Venezia salvata dall'acqua alta grazie alle barriere del Mose. Torneremo naturalmente ad aggiornarvi con le prossime previsioni meteorologiche. L'avete sentito, domani mattina è prevista nuovamente acqua alta, ma sono previsti anche venti forti e temporali su tutto il nord-est, in modo particolare nell'area del Veneto orientale e del Friuli Venezia Giulia, dove si stanno verificando proprio in queste ore anche delle mareggiate. Ora cambiamo argomento e torniamo a parlare di un problema che sta investendo tantissime comunità e tutti i gestori delle piscine, è quello del caro energia. Facciamo un focus sulle piscine comunali di Montebelluna e Valdobbiadene, perché proprio ieri i sindaci dei due paesi, con il supporto anche di altri 10 primi cittadini del comprensorio, hanno scritto una lettera al Presidente della Repubblica, lettera che poi verrà inviata anche al Presidente del Consiglio e ai parlamentari veneti. Ringrazio quindi per essere collegati con noi i sindaci Adalberto Bordin di Montebelluna e Luciano Fregonese di Valdobbiadene. Buongiorno, grazie per essere con noi. Allora, è un vero e proprio appello
appello, quello che voi lanciate e che sperate venga accolto dal Presidente della Repubblica e da tutte le autorità dello Stato per cercare di salvare gli impianti natatori. Sindaco Boldrin. Sì, guardi, io ho fatto, come ho già detto ieri in conferenza stampa, una riunione circa 20 giorni fa con i gestori delle piscine comunali, una società storica, leggendaria, che gestisce le piscine dall'89. Già, ovviamente non siamo caduti dalle nuvole, sapevamo già che le utenze erano incrementate in maniera esponenziale. Quando mi hanno detto i numeri, servono circa 600.000 euro per tenere aperto fino a fine anno, lei capisce bene che diventava, parlo anche 600.000 euro sia a Montebelluna che l'impianto di Valdobbiadene. Quindi la mia idea è stata quella di tentare di coinvolgere tutti i comuni insieme a Luciano, sindaco di Valdobbiadene, proprio perché le piscine comunali sono site nei comuni di Montebelluna e Valdobbiadene, e poi in realtà la maggior parte degli utenti non sono residenti né a Montebelluna né a Valdobbiadene. La risposta è stata positiva, anzi vi dico anche la notizia di stamattina, si è aggiunto anche il comune di Vidor e credo che entro fine giornata se ne aggiungeranno altri 2-3 comuni. Ci tengo a sottolineare una cosa: questa iniziativa non è assolutamente polemica, è apartitica e apolitica, siamo tutti sulla stessa barca. Le utenze il prossimo anno sono previste per quanto riguarda Montebelluna circa 1,8 milioni contro i 484.000 euro del 2019, quindi chiediamo, se è possibile, di poter fare qualcosa, un segno tangibile, perché poi l'effetto domino sarebbe devastante. Ricordo che le piscine comunali hanno 133 dipendenti, hanno migliaia di utenti e svolgono un ruolo economico e sociale anche grazie alla presenza di Sportlife. Vi ricordo che 2 settimane fa in Portogallo, ai mondiali di nuoto FISDIR, metà del medagliere italiano è stato portato a casa da ragazzi che si allenano proprio nella piscina comunale di Montebelluna. Quindi un gesto, è un appello, un grido di aiuto. Ringrazio i sindaci per aver partecipato e siamo a braccia aperte per vedere se qualche altro volesse partecipare volentieri. Ecco, sindaco Fregonese, un effetto domino, no? Diceva il sindaco di Montebelluna, perché poi queste piscine hanno un valore sportivo, magari ne parliamo dopo, con dei campioni anche che sono usciti proprio da questi impianti, ma anche un valore sociale molto importante, no? Pensiamo a tutti i ragazzi che trascorrono il pomeriggio, ai disabili, se ne diceva prima, agli anziani, perché si fa anche attività motoria riabilitativa. Sì, allora è giusto ricordare questi valori assoluti che hanno certe attività, soprattutto in questo caso le piscine. Basti pensare che se abbiamo piscine comunali, il motivo c'è, insomma, se ci sono comuni che da anni si fanno carico di costi aggiuntivi, perché va detto che le piscine sono uno di quegli sport che, insomma, con le sole tariffe per gli utenti non si paga la gestione, e quindi i comuni da sempre compartecipano ai costi di gestione delle piscine per il forte valore sociale, sanitario, aggregativo, ricreativo. È indiscutibile questo. Quindi una chiusura dell'impianto natatorio crea un danno molto grande a una comunità, a tante comunità. A Valdobbiadene poco più del 30% degli utenti sono residenti a Valdobbiadene e quasi il 70% arrivano da 15 comuni limitrofi. In Montebelluna è una situazione analoga. Valdobbiadene e Montebelluna ha, la fortuna e l'orgoglio di avere lo stesso gestore che per più di 20 anni, quasi 30 anni, sta gestendo in maniera molto professionale e accurata le nostre piscine comunali, quindi anche un patrimonio di storia del nostro territorio, oltre che a posti di lavoro, lo ha già detto Adalberto. Chiudere
una piscina anche per solo qualche mese comporta a volte l'impossibilità di riaprirla o comunque costi di riattivazione ben superiori a quelli che sono i costi normali di gestione. Volevo aggiungere a quanto detto da Alberto che noi non siamo amministratori, dico noi, non solo Valdobbiadene e Montebelluna, ma anche tutti quelli che stanno sostenendo la causa delle nostre piscine, non siamo amministratori abituati a piangerci addosso o a lamentarci la prima difficoltà. Se ieri siamo arrivati a sottoscrivere un documento importante inviato al Presidente della Repubblica, è dopo quasi un anno di molteplici iniziative e azioni messe in campo da noi, dai gestori delle piscine comunali, per il mantenimento e la sopravvivenza. Arriviamo da 2 anni di forti restrizioni causa Covid, con 10 mesi di chiusura delle nostre piscine. A fine dell'anno scorso, inizio di quest'anno, avevamo già degli aumenti del prima 20, poi 30, poi 40% dei costi energetici, energia elettrica e gas, ai quali costi abbiamo sopperito con variazioni di bilancio e con fondi messi a disposizione dei comuni. Adesso stiamo parlando di bollette che vedono costi per l'energia elettrica quadruplicati e per il gas quintuplicati. È chiaro che è impossibile continuare a sostenere e a mantenere l'attività ordinaria delle piscine in queste condizioni. Certo, peraltro lo ricordiamo ed è stato detto ieri in conferenza stampa, la beffa è che le piscine stavano ricominciando davvero ad andare bene con numeri di iscrizioni paragonabili a quelli del pre-Covid, al 2019, quindi insomma c'era anche molta voglia da parte degli utenti di ritornare finalmente in vasca così come si faceva un tempo. Vorrei che sentissimo insieme le parole di Corrado Menegon, che è appunto il direttore delle 2 piscine di Valdobbiadene e di Montebelluna, che insomma conti alla mano ci fa capire veramente quella che è l'entità del problema e della questione. Sentiamo. Conti alla mano, che cosa sta succedendo e perché rischiate seriamente di chiudere? Allora, il 2019 è stato l'ultimo anno in cui le piscine sono state aperte per 12 mesi, perché nel 2020 e 2021 abbiamo subito chiusure a causa Covid. Tenendo presente i consumi del 2019, ma con le tariffe che ci sono state proposte dai nostri fornitori da qui a fine anno, abbiamo le spese che sono aumentate di circa 5 volte. Do degli ordini di grandezza. Noi gestiamo sia Montebelluna che Valdobbiadene. Nel 2019 abbiamo speso circa 650.000 euro per spese energetiche di luce, gas e acqua. Nel 2023 le previsioni sono di superare i 2,5 milioni. Queste sono le dimensioni. Una questione insomma che riguarda queste piscine, ma non solo, perché tutti gli impianti natatori stanno vivendo un momento davvero drammatico. Certamente. Qui vicino hanno chiuso già alcune piscine, per esempio la piscina di Nervesa non è stata in grado di riaprire, una grossa piscina di Padova ha già chiuso, circa il 25% degli impianti italiani hanno già chiuso e un altro 25% sta pensando a cosa fare nei mesi più freddi, se chiudere parzialmente, chiudere per un certo periodo per poter sopravvivere. Peraltro chiudere una piscina non è come spegnere un interruttore, no? No, gli impianti tecnologici che servono per far funzionare gli impianti natatori sono molto complessi e richiedono manutenzione costante. Fermarli per 5-6 mesi significa poi spendere moltissimi soldi per poterli riattivare per manutenzioni straordinarie. Ecco, quindi questo è il quadro della situazione. Sindaco Bordin, voi avete lanciato questo appello che, lo ricordiamo, è un appello bipartisan, no? Possiamo dire, un appello trasversale, visto che hanno partecipato anche le opposizioni in comune a Montebelluna. Certamente, io ho tenuto aggiornato il consigliere Quazzotto, capogruppo del PD cittadino, proprio perché ritenevo giusto, corretto, fondamentale, doveroso condividere un percorso che, come ho detto prima, non deve essere di carattere politico o di protagonismo, ma semplicemente ci rendiamo conto che abbiamo
un impianto di efficienza. Io le dico solo questo: dal 1980 ad oggi le medaglie, le dico solo gli ori. Alle regionali la Montebelluna Nuoto ha vinto 1196 ori, alle nazionali giovanili assolute 303 ori, europei mondiali solo gli ori 127. Fosse anche solo per questo, stiamo parlando di una cosa che rende orgogliosi sia il comune di Montebelluna e Valdobbiadene, al di là dell'appartenenza a liste civiche, centrodestra o centrosinistra. Poi, come dicevamo prima sia io che il sindaco di Valdobbiadene, ci sono tutti quell'effetto domino veramente pericoloso che si innesca nel momento in cui dovessimo vedere le piscine chiuse, non solo perché riaprirle, come spiegava bene Corrado Menegon, non è come schiacciare un pulsante, ma anche sotto un profilo sociale. Ricordiamo tutti quei ragazzi che utilizzano le piscine, il nuoto, lo sport in generale, dà una speranza, dà un'alternativa, incanala le energie dei giovani. Forse solo per questo. Poi c'è tutta la partita dello Sport Life che ci rende veramente più che orgogliosi. Ripeto, metà del medagliere italiano ai mondiali arriva dagli impianti natatori di Montebelluna. Chiediamo quindi un appello, chiediamo aiuto, come diceva bene ancora Luciano, che ringrazio, proprio perché se arriviamo a mettere in essere una iniziativa del genere è perché veramente non siamo abituati a piangerci addosso, ma la situazione è più grande di noi, possiamo dirla così. Certo, Sindaco Fregonese, proprio in breve perché devo lanciare la pubblicità e chiudere, che cosa vi aspettate dunque ora, dopo aver lanciato questo appello così accorato? Sicuramente ci aspettiamo attenzione e risposta, perché la meritiamo, le nostre comunità lo meritano. Dopodiché effettivamente l'unica cosa di cui si ha bisogno è un intervento che vada a calmierare e ridurre i costi e anche a spostare queste scadenze da qui a fine anno, perché non dobbiamo solo pensare al 2023 con costi assurdi che, se non vengono calmierati, sono insostenibili, ma come diceva Adalberto, abbiamo delle scadenze da qui a fine anno. Se non troviamo tra noi Montebelluna 600.000 euro, comunque non si arriva a fine anno, quindi quantomeno un spostamento, una dilazione di queste scadenze che sono assolutamente urgenti. È già tanto che si sia arrivato a pagare le bollette di fine ottobre. Allora, io vi ringrazio per essere stati con noi, grazie a Luciano Fregonese, sindaco di Valdobbiadene, grazie ad Alberto Bordin, sindaco di Montebelluna. Ci aggiorneremo poi se insomma la lista dei comuni che appoggiano questa petizione si allunga e speriamo naturalmente in un positivo riscontro. Grazie, buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi. Grazie. Allora, noi la pubblicità la facciamo dopo perché vedo che si è collegata da Mestre la collega Ilaria Marchiori. Ilaria Marchiori in linea proprio per aggiornarci sull'ennesimo episodio di violenza che si è verificato a Mestre. Buongiorno Ilaria. Buongiorno Marta, buongiorno ai nostri telespettatori. Innanzitutto presento subito il mio ospite di oggi, si tratta di Elisabetta Pesce, assessore alla sicurezza del Comune di Venezia. Benvenuta Assessore. Prima di parlare con lei però riassumiamo quanto è successo. Allora, innanzitutto si tratta del 7° accoltellamento avvenuto nelle ultime 2 settimane che sta molto preoccupando sia l'amministrazione sia le forze dell'ordine che i cittadini stessi. In sintesi, che cosa è successo? In realtà gli accoltellamenti sono stati 2, anche se uno di questi è stato più lieve. Il primo è avvenuto ieri sera intorno alle 17:30 in quel bar dove vedete le tende
gialline. Si tratta del bar L'Arcobaleno all'angolo tra via Tasso e via Aleardi. Che cos'è successo? Fondamentalmente un uomo di origine magrebina, da quello che ci hanno raccontato, e ci ha raccontato proprio lo stesso barista che si è trovato di fronte a questa persona che era delirante, probabilmente, anzi senza probabilmente, in preda ai fumi dell'alcol, perché poi si sono accorti che il suo tasso era decisamente elevato. È entrato dentro, ha iniziato a fare caos, ha lanciato delle patatine, ha lanciato dei tavolini. A quel punto il barista si è trovato un po' in difficoltà ed è intervenuto un ragazzo che si trovava lì, un 24enne mestrino, ha cercato di calmarlo. C'è stata una colluttazione. A quel punto questa persona ha tirato fuori un coltello e, secondo quanto ci ha detto il barista, è stato colpito al fianco, nella zona delle costole. A quel punto non ha più avuto la forza di reagire. L'aggressore è fuggito da quella parte, e ora vi spiegherò dove poi si è recato, mentre il barista ed altri hanno soccorso questo 24enne mestrino, che è stato poi l'ambulanza è arrivata. Nel frattempo purtroppo aveva perso molto sangue, i soccorsi sono comunque arrivati, è stato portato all'ospedale d'urgenza, operato in gravi condizioni, ma non sembrerebbe in pericolo di vita. Comunque è stata un'operazione decisamente delicata e importante. Dicevamo che l'aggressore nel frattempo era fuggito lungo via Tasso. E che cosa è successo? Nel corso della sua fuga, ovviamente ancora in preda ai fumi dell'alcol, ha incrociato un'altra persona. Si tratta di un 35enne di origine guineana, e anche lui è stato colpito in maniera lieve, probabilmente di striscio, ma è stato colpito a sua volta. Sul posto nel frattempo sono arrivate anche le forze dell'ordine. È arrivato qui in via Leardi lo stesso capo Giorgio Di Munno della squadra mobile, insieme al questore di Venezia Maurizio Masciopinto, che oggi, infatti ora ne parleremo anche con l'assessore, sarà in via Piave con il camper della polizia, camper che presidia il territorio, ma ci sarà anche lo stesso questore che incontrerà i comitati e i cittadini che, come sappiamo, nelle ultime settimane, ma anche negli ultimi mesi, si sono ritrovati più volte anche con più manifestazioni, proprio per manifestare la loro paura. La descrizione, una cosa importante, è che la descrizione dell'aggressore di ieri sera in realtà sembrerebbe molto simile a quella dell'uomo che 2 sere fa avrebbe aggredito e picchiato selvaggiamente un altro barista che stava tornando a casa in bicicletta a Marghera, lungo via Cappuccina. Quindi la zona è più o meno la stessa, la descrizione, l'identikit sembrerebbe più o meno lo stesso, ma ovviamente gli agenti stanno indagando. L'uomo comunque è stato poi preso dopo un po' e arrestato. Allora, qui siamo insieme all'assessore alla sicurezza Elisabetta Pesce. Assessore, c'è preoccupazione non solo tra i cittadini, ma anche da parte dell'amministrazione e delle stesse forze dell'ordine, perché per quanto si stia cercando di fare sembra che non sia ancora abbastanza. È assolutamente inaccettabile che questa escalation di reati, soprattutto in questi ultimi 10 giorni di accoltellamento. Noi stiamo valutando tutte le azioni possibili di competenza della polizia locale e dell'amministrazione, e la richiesta assieme alle forze dell'ordine per mettere giù delle azioni dure e definitive, o perlomeno che riportino alla legalità nel territorio, un contrasto a questi reati che sono assolutamente non accettabili. Ecco, Assessore, anche lei oggi sarà insieme al questore alle 16 con il camper della polizia. Lui l'ha annunciato circa 2 giorni fa. Ovviamente ci sarà anche lei, anche se i comitati lei ha avuto già modo di incontrarli, i cittadini, in più occasioni. Sì, io soprattutto alcuni cittadini che sono nel rione Piave. Io ho gli uffici in via Cappuccina, quindi sono 10 ore al giorno nell'area, conosco la zona. La preoccupazione per quanto riguarda i residenti è alta,
e soprattutto dopo questi fatti. Noi abbiamo il dovere di tenere la legalità nella città, di tenere sereni i cittadini, ma anche e soprattutto di tutelare i nostri giovani. Verranno fatte delle azioni, stavamo già lavorando in questa linea, che non anticipo adesso perché sono ancora azioni riservate della polizia, quindi generalmente si chiede il riservo proprio per le indagini, però siamo allertati e non è più possibile andare avanti così. Purtroppo negli ultimi mesi abbiamo riscontrato che c'è una presenza di nuovi tunisini e magrebini e che tendenzialmente hanno delle armi da taglio. Li fermiamo, li sequestriamo, ma adesso dobbiamo veramente andare giù col pugno duro. Ecco, quindi nuovi arrivi, nuove persone, diciamo una nuova piazza, anche se è giusto specificare che mentre alcuni dei precedenti accoltellamenti sono avvenuti per aggiudicarsi un po' quella che è la piazza dello spaccio, questo è quello del barista di Marghera di cui parlavo poco fa, non c'entra ovviamente nulla, sono questioni differenti, si tratta sempre di accoltellamenti, ma mentre alcuni sono avvenuti per aggiudicarsi quella che è la piazza dello spaccio, altri invece sono avvenuti proprio come quello di ieri sera per una persona che in qualche modo ha dato in escandescenze, quindi non c'entrava con la questione spaccio. Certo è che assessore si tratta di personaggi più aggressivi rispetto a quelli con cui ci si è trovati a confrontarsi negli anni e nei mesi precedenti. Sì, sono più aggressivi, ma anche l'uso di alcol o sostanze stupefacenti rendono comunque queste persone incapaci di ragionare, e se girano con un'arma poi magari in fase alterata fanno danni. Quindi bisogna proprio reprimere l'uso delle armi, dei coltelli praticamente su queste persone. Bisogna fermarli, sequestrarli, e chi non ha illegalmente risiede qua bisogna rimpatriarlo. Ecco, è proprio a questo proposito, Assessore, le leggi non sono d'aiuto. L'appello dello stesso sindaco è stato più volte ai vari governi. C'è stato anche a questo governo, con anche un incontro che è già avvenuto, quindi l'appello va proprio al nuovo governo, alle istituzioni, perché si riesca ad intervenire, anche se sappiamo non potrà essere in tempi brevi, anche nella regolamentazione. Sì, stiamo lavorando, il sindaco in primis, direttamente con il governo, con le istituzioni, perché bisogna risolvere questo problema e bisogna avere delle leggi più pesanti, delle leggi che ci permettono comunque di tenere la legalità in città. Ecco, ringrazio l'assessore comunale alla sicurezza Elisabetta Pesce, che sicuramente da quando si è insediata ha avuto il suo bel da fare, perché effettivamente la situazione è andata davvero allo sbando, proprio anche per questi nuovi arrivi che ci sono stati e che difficilmente si riescono a regolamentare. Se non ci sono altre domande, vi ricordo che questa sera nell'edizione del nostro telegiornale avremo anche le immagini e le interviste con il questore, che appunto questo pomeriggio alle 16 sarà in via Piave con il camper della polizia, insieme anche all'assessore Pesce, per incontrare i cittadini e i comitati. Restituisco la linea allo studio, ringrazio ancora l'assessore Pesce e vi auguro una buona giornata. Grazie a Ilaria Marchiori, all'assessore e a Sandro Ponchio per il collegamento tecnico. C'è un'altra notizia di cronaca arrivata proprio ora in redazione, è quella di un tentato femminicidio che si è verificato questa mattina, in tarda mattinata a Oderzo. Una donna di origini nordafricane è stata colpita alla testa con un martello dal compagno e ora si trova ricoverata in gravi condizioni
all'ospedale di Treviso. A chiamare i carabinieri, il 112, sarebbe stato proprio lo stesso compagno dicendo: venite, ho ucciso mia moglie. In realtà appunto la donna fortunatamente non è morta, le sue condizioni sono comunque gravi e ovviamente vi daremo ulteriori aggiornamenti nel corso del telegiornale. Intanto ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, linea alla regia, ci rivediamo tra poco, restate con noi. Ed eccoci nuovamente in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali. Andiamo a Padova, vedo che abbiamo in collegamento la collega Chiara Gaiani per parlare di predoni delle auto e del grande numero di furti di pezzi di ricambio di auto che si sta verificando proprio nel Padovano. Chiara, buongiorno. Marta, buongiorno a te e ai telespettatori. Siamo a Vigonza all'interno dell'officina di Marco Moro e Giorgia Fortuni, che ringraziamo per l'ospitalità. Con noi anche un responsabile di CNA che è Nicola Verdicchio, proprio per parlare di questo fenomeno che sta assumendo dei contorni davvero molto preoccupanti e rilevanti in provincia di Padova. Auto, soprattutto auto di grossa cilindrata, ma non solo, ce lo spiegheranno i nostri ospiti, che vengono di fatto smontate nel giro di pochissime ore all'interno dei garage di casa proprio per alimentare questo mercato del sommerso di pezzi di ricambio. L'ultimo episodio in ordine di tempo è avvenuto a Campodarsego. Se avrete modo di vedere i nostri servizi vedrete come è stata ridotta un'auto di grossa cilindrata che hanno portato via il cofano, i fanali, cioè resta praticamente quasi solo la carcassa, tra virgolette, una operazione che richiede una notevole perizia e ce lo spiega Marco Moro, che è il titolare di questa officina e che diciamo è un'operazione che lascia perplessi quasi anche voi. Assolutamente, l'operazione viene eseguita in maniera scrupolosa senza danneggiare ciò che viene rubato, probabilmente quindi per essere rivenduto, e la perizia in cui viene eseguita l'operazione denota il fatto che chi lo fa insomma, ha delle competenze tecniche di un certo livello. Sì, sono tra l'altro macchine che vengono smontate in pochissimi minuti e non si tratta di apparecchiature, di centraline facili da maneggiare. Sì, l'operazione, cioè loro diciamo viene tolto quello che può essere il navigatore, l'autoradio, tutta la parte elettronica, i fanali, i catalizzatori, cioè tutto ciò che ha presenza di componente elettrica magari sul mercato in questo momento un po' rara, come anche materie prime che non si trovano, che probabilmente vengono reimpiegate e riutilizzate. Ecco, questo fenomeno ha origine, tra virgolette, recente. È un paio d'anni che questi pezzi di ricambio sono molto difficili da trovare anche per chi è del settore. Assolutamente sì, il problema della scarsità dei ricambi sulla filiera ormai da 2 anni che non ci agevola il lavoro, oltre all'aumento dei prezzi molto elevato dovuto a scarsità dei microchip che sono all'interno delle centraline e anche delle materie prime alla base che magari ha interrotto la produzione del ricambio. Sicuramente, come avevamo già parlato, il problema c'è forte sul ricambio originale che può metterci dei mesi ad arrivare. Ci siamo resi conto che anche noi per primi, vedendo il problema di scarsità di prodotto sul mercato, il mercato parallelo è andato ad integrare questa mancanza di ricambi. Ecco, voi per esempio state cercando per una cliente un catalizzatore che gli è stato rubato? Assolutamente sì, di una Volkswagen Lupo, per cui non stiamo parlando di una macchina dal valore altissimo e a quanto pare anche questo è stato rubato in pochissimo tempo e il ricambio originale non si trova, sia perché appunto all'interno dei catalizzatori ci sono materiali nobili che vengono recuperati, e sia perché la produzione alla base è rallentata da quello che ci viene detto. Ecco, c'è purtroppo un mercato del sommerso che viene all'evidenza in queste situazioni. Che tipo di consigli possiamo dare? Diffidare di chi vi fa un prezzo troppo basso? Probabilmente questo ricambio è provento di furto. Beh, certo, è evidente, difatti questo è l'aspetto che ci preoccupa maggiormente. È da un po' di tempo che come categoria, come autoriparatori qui a Padova stiamo seguendo e monitorando questo fenomeno
Naturalmente sappiamo il danno che subiscono i proprietari dei veicoli, per carità hanno tutta la nostra solidarietà, ma la cosa che ci preoccupa di più è dove va a finire tutto questo materiale, anche pregiato e prezioso, vista la scarsità che c'è in questo momento sul mercato. Va sicuramente ad alimentare una filiera sommersa, una filiera direi abusiva, che noi vogliamo contrastare a tutti i costi, anzi avvertiamo naturalmente gli automobilisti, i proprietari dei veicoli, che la legge vieta la riparazione presso, non le chiamo autofficine, non li chiamo autoriparatori, soggetti che non sono in regola con la normativa. Ecco, tra l'altro, e con questo chiudiamo e ringrazio i nostri ospiti, pensate che per avere poi l'auto riparata chi subisce simili furti potrà aspettare anche mesi, tanto da arrivare addirittura a valutare se decidere di metterci mano all'auto o usarne, acquistarne una di nuova. Ecco, non so se ci sono altre domande da studio, Marta. No, volevo solo chiederti l'entità del fenomeno, perché siamo rimasti davvero tutti estremamente stupiti, no? nel sentire che cosa sta accadendo. Sembrano proprio delle bande di predoni specializzate che si sono focalizzate in quell'area. Sì, allora l'entità del fenomeno, solo negli ultimi 2 giorni si parla di almeno 3 colpi avvenuti in varie zone della provincia di Padova, Campodarsico, Trebaseliga, Noventa Padovana. Il fenomeno dei catalizzatori è addirittura più diffuso. Adesso chiediamo alla signora di dov'è la vostra cliente. Qui di Vigonza. Anche qui a Vigonza l'anno scorso un nostro cliente ha subito, la chiamiamo cannibalizzazione dell'Audi, perché hanno portato via i fanali e tutta la parte della plancia interna di comando. Sì, è un fenomeno diciamo che è generalizzato in tutta la provincia, ovviamente. Tra l'altro, insomma, parlavamo prima con i nostri ospiti, si tratta probabilmente di auto che vengono individuate, valutate, giusto Marco Moro? Sì, vanno a colpo sicuro, sanno quali auto, quali ricambi, quali parti servono, sanno come agire velocemente e sanno come non perdere tempo, quindi sicuramente l'operazione viene fatta mirata, non vanno a caso, vetture a caso. Ecco, ovviamente le forze dell'ordine stanno indagando, probabilmente parte di questi pezzi di ricambio non rimane neppure in Italia, forse addirittura partono, vanno all'estero. Certo che il consiglio che ci ha dato Nicola Verdicchio, quello di rivolgersi sempre alle officine autorizzate, a chi ci può dare una garanzia, resta un suggerimento importante per il cittadino consumatore. Altro che per la sicurezza, parliamo di veicoli che circolano su strada e quindi diciamo l'obiettivo principale è la sicurezza della mobilità, la sicurezza in strada. Ecco Marta. Grazie, allora grazie a Chiara Gaiani, ai tuoi ospiti e a Cristian Roque Allende per il contributo tecnico alla realizzazione di questo collegamento. Buon lavoro. Noi ora continuiamo con altre notizie di cronaca, andiamo nel Trevigiano perché sono stati rivendicati dai Novax i blitz notturni all'ULSS e alla CGIL. Sentiamo. È arrivata la rivendicazione dei blitz notturni nelle sedi di Villa Carisi dell'ULSS 2 e contro la sede della CGIL a Treviso. In una chat su Telegram i Novax si sono attribuiti la paternità dei 2 gesti compiuti nella Marca e in altre città italiane. Armati di bombolette spray nei giorni scorsi, hanno imbrattato le 2 sedi con varie scritte contro i medici e i vaccini e poi la W rossa dei negazionisti del Covid. Intanto gli uomini della Digos stanno continuando ad indagare su questi 2 fatti, ma anche sull'assalto, sempre notturno, nel reparto di microbiologia dell'ospedale Cafoncello, dove vandali hanno allagato e danneggiato la sede. Di quest'ultimo non ci sono rivendicazioni, almeno per ora. Se ci saranno meno collegamenti tra i fatti lo dovranno stabilire gli investigatori. Intanto, dopo diverso tempo di silenzio, i Novax sono tornati ad alzare la testa e a farsi sentire. Una cellula a quanto pare locale, radicata a Treviso, ma con una regia nazionale. Nei social, fra l'altro, hanno anche postato un link per arruolare nuovi adepti.
Ecco, questa dunque è la cronaca di quanto accaduto nelle ultime ore. Vedo che si è collegato il nostro prossimo ospite, lo ringrazio per essere con noi, Massimiliano Paglini, segretario generale della CGIL Treviso Belluno. Buona giornata Paglini e grazie per essere con noi. Non volevo partire da questo, ma insomma vorrei ricollegarmi a questo servizio, visto che è appena andato in onda, relativamente appunto ai Novax che tornano all'attacco e peraltro se la stanno prendendo anche con i sindacati e le aziende sanitarie. A Treviso c'è stato appunto l'imbrattamento con queste scritte alla sede della CGIL, ma in altre città d'Italia è stata presa di mira la CISL, quindi insomma il sindacato è nuovamente nel mirino. Sì, ma guardi, forse perché noi siamo dell'idea che di Covid è esistito, che i morti ci sono stati, che la sicurezza nelle aziende e nei luoghi di lavoro andava garantita e che abbiamo preteso che il governo applicasse un sistema di vaccinazioni che non dico che doveva essere coercitivo, ma doveva garantire la sicurezza di tutta la popolazione. Noi siamo dell'idea che la scienza sia una scienza certa, che non sia un'invenzione, e quindi riteniamo che qualsiasi cosa debba essere fatta per combattere il Covid, come qualsiasi altra malattia o questione che riguarda la sicurezza e la salute delle persone, quindi a partire dal sistema sanitario e tutto il resto. Per quel che riguarda questi atti vandalici, io spero che la magistratura rapidamente assicuri alla giustizia chi ha imbrattato le sedi della CGIL a Treviso, come di molte sedi della CISL in giro per l'Italia, o chi minaccia con i social e con altri strumenti la sicurezza delle persone. Io credo che questo sia necessario. Mi pare che su questo ci sia già un'indagine aperta dalla Procura della Repubblica di Treviso per quanto riguarda la sede della CGIL, a cui abbiamo manifestato la nostra più ampia e profonda solidarietà e quindi speriamo che vengano assicurati alla giustizia questi esecutori di questi fatti, in modo tale che diventi un esempio per tutti. Io li metterei comunque poi a pulire i muri, a dipingerli, perché non è possibile che passi questo principio che si può ingiuriare, si può rovinare le sedi del pubblico o private che sono patrimonio dei lavoratori, dei pensionati, di tutte le persone che credono nella scienza, che credono nel diritto alla salute, che credono nella sicurezza sul lavoro. Ecco, grazie allora per questo suo commento, Massimiliano Paglini, segretario generale della CISL di Belluno Treviso. Venendo al caro energia, che era il tema insomma, con il quale volevo incominciare con lei questa intervista, quali sono diciamo, le principali preoccupazioni in questo momento? Abbiamo visto che le ultime notizie parlano fortunatamente di una diminuzione del prezzo del gas, almeno per quanto riguarda il mese di ottobre, quindi insomma le bollette che arriveranno saranno meno salate di quello che si preventivava un mese fa, anche se comunque gli incrementi ci sono e sono consistenti. Voi, cioè le vostre preoccupazioni e la situazione, come la vedete in questo momento, insomma, che è così, possiamo dire, fluido, no? Con una situazione che muta continuamente? Per la verità la situazione è migliorata rispetto alle previsioni, ma è grave, perché è vero che le previsioni dicevano un più 70% di aumento atteso sul costo del gas, ma siamo a un più 6%, con un aumento già superiore al 100% anno su anno. Quindi la preoccupazione è molto forte. Abbiamo, come già dicevo in precedenza, casi di persone anziane che vengono nelle nostre sedi a piangere perché non sanno come far fronte al costo dell'energia, delle bollette che arrivano. Quello che noi ci aspettiamo rapidamente è che ci siano interventi da parte del governo per far sì che in qualche modo le famiglie vengano messe in sicurezza, soprattutto i ceti medio-bassi, perché questo rischia di diventare un'emergenza sociale, perché al momento ha fatto per fortuna qualcosa il meteo, ma non ha fatto nulla il governo. Guardi, a prescindere dai colori dei governi, perché al momento il problema ce lo trasciniamo da mesi, da settimane, da mesi. Il meteo per fortuna ci ha aiutato, ma non è che possiamo continuare a pensare che il meteo ci grazi per altre settimane, perché tra l'altro le previsioni parlano dell'arrivo del freddo.
e noi temiamo che questa cosa impatterà pesantemente sui pensionati, sugli anziani, sulle persone non autosufficienti. Per di più c'è tutto il tema delle case di riposo. Le rette stanno già aumentando, sono già arrivate le lettere agli utenti delle case di riposo, ai familiari delle case di riposo, che comunicano l'aumento di circa 20-30 euro al mese di aumento della retta. Quindi su questo ci attendiamo, come dicevo, un intervento del governo rapidamente. Speriamo che nei prossimi giorni arrivi il disegno di legge, la manovra finanziaria, che sembra che porterà qualche intervento in materia, e soprattutto poi un intervento rispetto al costo delle rette delle case di riposo, perché questo è un altro tema che rischia di diventare una bomba sociale se non verrà affrontato in tempi rapidi, perché passare una retta, ancorché convenzionata, dal 1.600-1.700 euro al mese a 2.100-2.200, lei capisce che diventa insostenibile per alcune famiglie e per i pensionati che magari hanno una pensione a 1.000-1.500 euro al mese. Figurarsi se l'hanno inferiore a 1.000 euro. E senz'altro questo è un tema davvero molto, molto caldo che abbiamo affrontato più volte anche nel corso dei nostri telegiornali, sentendo i gestori delle case di riposo. Più volte Roberto Volpe, che è il presidente di URIPA, l'Unione regionale delle case di riposo del Veneto, ha appunto lanciato l'allarme sulla situazione davvero drammatica che stanno vivendo a causa del caro energia. In questo senso, case di riposo, ma anche appunto famiglie, pensionati, il vostro appello al governo qual è? Perché stiamo attendendo tutti, no? Come lei diceva, la prossima legge di bilancio per capire fino a che punto insomma potranno arrivare gli aiuti, ma secondo lei diciamo i punti fondamentali sotto i quali insomma non si può arrivare quali sono? Guardi, la questione è fissare un tetto massimo a carico dell'utente del costo dell'energia elettrica e del gas. Quindi tutto quello che sarà l'oscillazione dei mercati deve essere fiscalizzato, cioè deve essere messo a carico della fiscalità. Il tema è dove si trovano le risorse economiche, finanziarie per poter gestire un impegno così importante di spesa per il governo, per lo Stato. Si parla di circa 30 miliardi di euro. Noi non ci stracciamo le vesti in questo momento anche su uno scostamento di bilancio che preveda un intervento di questo genere, mirato a questa tenuta sociale della capacità di spesa delle famiglie. Dopodiché crediamo che non basti, che serva cambiare passo rispetto alla lotta all'evasione fiscale, che serva cambiare passo alla tassazione dei profitti, extra profitti delle imprese che producono energia. Il caso dell'Eni l'abbiamo letto tutti nei giorni scorsi, che cosa abbia prodotto di utili nell'ultima parte dell'anno. È vero che una minima parte è stata prodotta in Italia, la maggior parte è stata prodotta all'estero, però il tema rimane. Dopodiché c'è la questione dei paradisi fiscali, perché se vogliamo allargare la visuale, il mercato dove si compra e si vende il gas è il mercato di Amsterdam, che è il mercato olandese, in cui non ci sono regole, e quindi si tratta lì, e non è possibile che in un'Europa fatta di 27 paesi ci siano 4-5 paesi che sono ancora paradisi fiscali. Quindi serve un intervento anche su questo da parte del governo, quindi un intervento nel breve, quindi recupero di risorse per poter intervenire a difesa del costo dell'energia, a difesa delle famiglie. E dopodiché serve un intervento più ampio, di lungo respiro, una sulla lotta all'evasione fiscale per recuperare le risorse che oggi dovremmo recuperare a debito, e due per regolare in modo uniforme la materia fiscale a livello europeo. Se non si fa questo continueremo ad avere queste discrasie, queste situazioni in cui si tratta il gas ad Amsterdam, in un paese europeo, e i profitti rimangono in paesi che non sono quelli italiani, quindi non vengono tassati in Italia. Certo, lei parlava di 30 miliardi stimati, diciamo, per cercare di trovare una soluzione al problema. Se non erro, mi pare siano 22 quelli che erano nella bozza, diciamo, della finanziaria che era stata elaborata dal governo Draghi, quindi ne mancano 8 di miliardi. Si parla di interventi, insomma, abbastanza
consistenti sulla riduzione del superbonus, sul reddito di cittadinanza. Voi che cosa pensate di questo? Allora, noi pensiamo che serva un intervento che metta a posto alcune difformità, alcune carenze che ci sono nei provvedimenti che lei prima citava. Però noi pensiamo che quegli 8 miliardi non possano essere tolti alla parte più debole della società. E quindi il reddito di cittadinanza è un tema che va affrontato. Noi pensiamo che debba essere rimodulato, che debba essere revisionato. Però un intervento secco, così come ho letto nei giorni scorsi da parte di esponenti del governo che dicono sospendiamolo per un periodo anche a chi non ha voluto cercarsi lavoro, non ha trovato lavoro, io credo che siano interventi spot che non servono a nessuno. Noi siamo disponibili a sederci a un tavolo, abbiamo dichiarato, peraltro oggi c'è un primo incontro con le parti sociali e con il governo, prima con il ministro dell'Interno sulla norma famigerata sugli assembramenti, e poi sulla questione della finanziaria, quindi ci aspettiamo risposte. Non accetteremo che paghino sempre i soliti, ovvero i pensionati e i lavoratori dipendenti. Ci aspettiamo che quegli 8 miliardi vengano presi dagli extra profitti delle aziende che hanno ottenuto redditi enormi sulla produzione di energia, e due, si cominci una seria lotta all'evasione fiscale, perché questo Paese continua ad avere 100 miliardi di evasione fiscale, di mancato gettito all'anno. Cioè 100 miliardi sono 3 volte la finanziaria che si sta discutendo per il 2023. E io credo che un Paese civile abbia bisogno di risposte altrettanto civili, a cominciare da questa lotta all'evasione fiscale seria, finalmente, che tagli la testa al toro e che eviti di continuare a mettere le mani in tasca a chi già le tasse le paga da sempre. Ecco, lei come vede, come entra, diciamo, nel dibattito che si è aperto sulla questione del tetto al contante? È un favore a chi vuole fare nero il tetto al contante, cioè è inutile che ci giriamo attorno. Cioè, il contante che non è tracciato è una panacea per chi vuole produrre in nero, per chi vuole fare transazioni in nero, soprattutto per la malavita, per chi poi ricicla denaro. Ma siccome il riciclaggio è anche l'evasione fiscale, noi pensiamo che sia sbagliata quella norma. Cioè l'alzare il tetto del contante a 10.000, ma anche a 5.000 è sbagliato. Bisognerebbe non a 3.000, ridurlo a 1.000 euro. Cioè in America, negli Stati Uniti d'America, ma non solo, in paesi civili quanto il nostro, non esiste più la transazione in contante, si paga anche il caffè con la carta di credito. Poi c'è un tema di costi delle commissioni bancarie. Io credo che anche su questo, se si apre un tavolo a livello nazionale con l'ABI, con le banche, con tutti quelli che poi trattano la moneta elettronica, io credo che si possa intervenire anche sul costo delle commissioni. Noi riteniamo che sia necessario intervenire, perché effettivamente il costo delle commissioni e delle transazioni elettroniche dissuade all'uso della moneta elettronica. Ma la moneta elettronica ha consentito la fatturazione elettronica da una parte e l'incentivazione all'uso della moneta elettronica nei mesi e negli anni scorsi ha consentito un recupero marginale dell'evasione fiscale. Infatti siamo passati da 100 miliardi a 90 miliardi di evasione fiscale, sempre una montagna di denaro, però almeno 10 miliardi li abbiamo recuperati attraverso gli strumenti elettronici. Per quale motivo ce ne vogliamo disfare in questo momento con un innalzamento del tetto al contante? È una bufala quella che si dice che il tetto al contante non è vero che non incentiva il nero e non incentiva il sommerso, anzi lo incentiva pesantemente, soprattutto in un paese come il nostro che sta facendo fatica ad entrare in una dinamica più civile e più progredita. Certo, senz'altro. Un altro tema di cui ci si accennava, insomma, prima è quello del superbonus, no? Che peraltro nel nostro territorio ha avuto come dire, un forte riscontro da parte delle famiglie che hanno cercato appunto di rendere più efficiente dal punto energetico la propria casa, anche con però tutta una serie di problematiche, no? che si sono verificate. Secondo lei è giusto ridurre la percentuale, andare quindi a recuperare lì dei soldi come si può fare comunque anche per venire incontro a tutti coloro che si trovano a metà del guado, per non parlare poi delle molte imprese che hanno aderito alla cessione del credito e ora non sanno più come fare per recuperare il contante.
anche questa insomma è una problematica che sta interessando tante aziende del settore dell'edilizia. Assolutamente sì, infatti siamo preoccupati perché poi abbiamo diversi lavoratori che operano in queste aziende e che ci dicono che si rischia il fallimento delle imprese medie e medio-piccole. Quello che serve è chiarezza nelle norme, quindi il tetto al superbonus secondo noi può avere un senso anche portarlo sotto il 100% perché favorisce la cautela, la cura da parte di chi vuole utilizzare il superbonus nel chiedere i preventivi, perché senza quel tetto, con i 110, si è assistito a una speculazione fortissima sui prezzi delle materie prime e degli interventi che venivano fatti. Quindi un tetto che venga ridotto al 90, all'85, al 90, 95% è utile proprio nell'ottica di un presidio da parte di chi vuole utilizzare il superbonus nel cercare il preventivo migliore. L'altra questione è certezza nella cessione del credito. Non è possibile che per un anno e mezzo le aziende che hanno eseguito i lavori non possano scontare il credito, cedere il credito agli istituti di credito perché non c'è certezza delle norme. E questo sta penalizzando pesantemente le aziende medie, dicevo, medio-piccole, ma soprattutto anche chi è, come diceva lei, nel mezzo del guado dell'intervento. Quindi bisogna portare a termine con delle norme ad hoc chi oggi è nella fase di intervento e di definizione dell'applicazione del superbonus, quello a 110. Dall'altra parte servono norme chiare. Noi crediamo che il superbonus vada proseguito, deve essere proseguito anche per le case unifamiliari, non solo per i condomini, perché abbiamo un tema dell'energia che è grande come una casa, si diceva prima, il costo dell'energia, e quindi incentivare la transizione ecologica attraverso l'applicazione di pannelli fotovoltaici e tutto quello che è l'efficientamento energetico degli edifici, noi crediamo che sia la strada giusta che questo Paese deve intraprendere. Però serve certezza nelle norme, non è possibile, come è successo in questi 2 anni, che ogni 6 mesi cambiavano le norme, non c'era certezza nella cessione del credito, tutto quello che poi ha generato questa confusione enorme con il rischio che saltino moltissime aziende. Noi speriamo che anche su questo il governo intervenga e metta dei paletti, faccia chiarezza sia per quelli che sono gli interventi in atto, in corso, che quelli che seguiranno. Però il superbonus è uno strumento che ha dato un ampio respiro al mercato dell'edilizia e ha anche consentito, questo lo dobbiamo dire con altrettanta chiarezza, una crescita dell'economia, perché se oggi l'Italia è uno dei paesi che cresce di più, probabilmente qualcosa è dovuto anche a questi incentivi che ci sono stati al mercato dell'edilizia, agli interventi e agli efficientamenti energetici. Ecco, un ultimo passaggio, volevo farlo con lei, Paglini, sulla questione della Safilo, no? C'è molta preoccupazione in queste ultime ore. Ieri abbiamo sentito a Longarone le grandi preoccupazioni fuori dallo stabilimento che poi si allargano, no, alle altre realtà produttive nella nostra regione di questa grossa azienda dell'occhialeria. Guardi, anche lì io credo che l'azienda, il gruppo stia sbagliando completamente la strategia. Noi siamo in corso di applicazione, di esecuzione di un piano industriale che viene da un periodo di crisi dell'azienda e che grazie anche al buonsenso e alla responsabilità del sindacato e dei lavoratori ha consentito un rilancio del gruppo. Ora che si voglia fare cassa, peraltro sulla pelle dei lavoratori che verrebbero messi in cassa integrazione, fare cassa metaforicamente, ma effettivamente messi in cassa integrazione con una riduzione del 40-50% delle retribuzioni in questo momento che dicevamo prima è drammatico per i costi dell'energia, peraltro in un gruppo che sta producendo risultati di eccellenza, perché tra l'altro l'export in Italia viene trainato dall'occhialeria in particolare, quindi non capiamo proprio la ragione per cui il gruppo stia facendo queste scelte. Noi faremo tutto quello che è possibile come organizzazioni sindacali per impedire che avvenga quello che stanno minacciando la proprietà del gruppo Safilo. Dopodiché ricordiamo al gruppo Safilo che ci sono imprenditori in questi territori che invece di mettere in cassa integrazione i lavoratori gli stanno pagando le bollette. E noi apprezziamo quello che stanno facendo quegli imprenditori, perché in un momento come questo, soprattutto nelle grandi aziende, nei grandi gruppi che crescono, ci deve essere un po' di buonsenso e di coscienza
verso le persone che lavorano e che hanno messo la loro vita nelle mani di queste imprese, e quindi anziché pensare di incamerare ulteriori margini e profitti, magari ridurne un po' di questi margini e profitti a favore di una tenuta sociale del territorio, perché io ricordo sempre che le imprese sono imprese a responsabilità, devono essere imprese a responsabilità sociale, non sono solo di chi ne ha la proprietà, ne detiene il capitale, ma sono del territorio in cui sono inserite le imprese. E se questo concetto non passa, non sarà condiviso, non faremo mai strada. Questo è un paese che non cambierà mai. Allora, sulla questione Safilo ci aspettiamo da subito un ritiro del piano di cassa integrazione che l'azienda ha presentato, perché tra l'altro non firmeremo come organizzazioni sindacali nessun piano se non avremo certezza degli obiettivi, perché quello che noi peraltro chiediamo è che se si dovesse anche arrivare alla definizione della cassa integrazione ci sia l'integrazione salariale, se no lasciamo queste famiglie a 900 euro al mese con le bollette che stanno arrivando e con l'inverno alle porte, e io credo che sia una follia che dal punto di vista della responsabilità sociale. Però, ripeto, tutto quello che sarà possibile fare lo faremo democraticamente, ma a difesa delle persone che rappresentiamo. Grazie, io la ringrazio allora per essere stato con noi. Buon lavoro a Massimiliano Paglini, segretario generale della CISL di Treviso Belluno. Grazie, un saluto e un buon lavoro. Noi continuiamo con la cronaca, andiamo a Mogliano dove si sono verificati negli ultimi giorni diversi furti in appartamento. L'amministrazione comunale alza il tiro e si raccomanda con i cittadini a prestare la massima attenzione. Mogliano rimane un territorio molto appetibile per i topi d'appartamento, ne è consapevole anche l'amministrazione comunale dopo i casi dei giorni scorsi che hanno avuto come vittime dei ladri 3 appartamenti del quartiere Centro-Nord. Da parte del comune arriva la solidarietà per le famiglie e l'assessore Donadel ribatte un punto fermo del lavoro avviato fino a qui, atto a prevenire ulteriori episodi di criminalità, rinforzando perentoriamente i servizi di controllo della polizia locale e carabinieri. Stiamo investendo circa 200.000 euro all'anno per aumentare quella che è la videosorveglianza, infatti prossimamente partiranno i lavori anche nel quartiere Ovest, come sono stati già coperti altre zone. Lavoriamo anche dal punto di vista della prevenzione con i gruppi del controllo di vicinato, con un incontro che è stato fatto circa 15 giorni fa, tenuto dal tenente colonnello dei carabinieri Elmano Magistris, dove ha spiegato come prevenire i furti con la tecnica dell'abbraccio. I casi dunque non sono limitati ai topi di appartamento e per chi avesse il timore di trovarsi lampioni spenti a causa del caro bollette non mancano le rassicurazioni. Siamo uno di quei comuni che ha deciso di mantenere l'illuminazione così come sta, proprio per non andare a compromettere quella che è la sicurezza dei cittadini, a discapito ovviamente di costi energetici che hanno colpito un po' tutti quest'anno. E torniamo ora sul grave incidente che si è verificato in California, ha costato la vita a Andrea Bullo, 60enne di Murano, morto assieme al figlio. Un uomo dedito alla famiglia a 360 gradi, viveva in America però era veneziano sotto tutti i punti di vista, diciamo il vero italiano che lavora, lui era il vero italiano, il veneziano che lavora all'estero. Così Domenico ricorda il suo amico Andrea Bullo, che ha perso la vita insieme al figlio 13enne Dan in un incidente d'auto a Woodland Hills nel distretto di Los Angeles. Tornando da una cena sono stati tamponati da una vettura sopraggiunta a forte velocità. Il serbatoio ha preso fuoco esplodendo immediatamente senza lasciargli scampo. Lievi ferite per l'altro conducente, arrestato con l'accusa di guida in stato di ebbrezza. Bullo, 60 anni, originario di Murano, aveva lasciato la città 40 anni fa per inseguire il suo sogno, dopo aver lavorato al ristorante Do Forni, all'Antico Pignolo, a Londra Palace, all'Excelsior del Lido. Ha voluto seguire questo sogno americano che si è avverato perché ha aperto i più bei ristoranti di Malibu a Los Angeles e niente, siamo veramente dispiaciuti perché tante volte un sogno esplode in questa maniera. Sposato da circa 20 anni, Andrea aveva saputo coniugare la cucina tipica veneziana con quella americana, rendendo inimitabile il suo stile. Tornava regolarmente a casa, anche col figlio.
ancora oltre 20 anni fa, mi chiedeva: Domenico, voglio portare a Gran Segua in America e la cosa, come facciamo per portare i gusci e tutto, mandarle? Questa era la cosa. Lui veniva spesso e l'ultima volta l'ho visto proprio col suo bambino ed era felicissimo, era seduto che mangiava da me, ma lui ha suo figlio anche, che è nato in America, lo voleva far sentire veneziano, de Muran, lo portava col barchino in giro. Andrea sarebbe tornato anche tra qualche giorno per prendere la mamma ottantenne e portarla con lui in California a trascorrere la festa del ringraziamento, ma la sua vita si è fermata lungo quella strada, lasciando un enorme vuoto in chi lo conosceva. A Padova, ora, dove per le celebrazioni del 4 novembre è arrivato il neo sottosegretario Andrea Ostellari ed è tornato a parlare del tanto discusso decreto anti-rave. Sentiamo. Abbiamo dato come governo una risposta a un fenomeno che è presente, che doveva essere regolato, e credo che l'impianto di questo progetto, di questa norma, debba essere difeso. Poi ovviamente ci sarà tutto il percorso parlamentare, che è assolutamente normale, e in quella sede voglio dire, il Parlamento farà ciò che il Parlamento ha sempre fatto, ma noi come governo, noi come alleanza di centrodestra dobbiamo essere in grado di ovviamente spiegare bene quelle che sono state le iniziative, quello che è il senso di questo provvedimento e difenderlo. No allo spaccio, no anche al piccolo spaccio, cioè per noi non c'è una grande differenza tra il fenomeno dello spaccio, diciamo così, industriale piuttosto che quello di piccolo spaccio, anche perché il piccolo spaccio purtroppo oggi caratterizza molte nostre città in negativo, e questo quindi sarà un tema che affronteremo, così come affronteremo e dovremo affrontare anche il fenomeno delle baby gang. Se ne è parlato tanto, è un altro fenomeno che va affrontato con serietà e tenendo presente che quindi va dato un messaggio chiaro ai giovani e va dato un messaggio chiaro anche ai genitori, che devono compiere un importante ruolo, che è quello dell'educazione. Maxi sequestro da 5 milioni di euro ad un noto pregiudicato dopo un controllo da parte della Guardia di Finanza. Una vita da nababbo tra auto di lusso e appartamenti di pregio a Jesolo e Padova. Peccato che dichiarasse redditi esigui e soprattutto fosse un noto pregiudicato veneziano ben conosciuto dalla Guardia di Finanza. Le Fiamme Gialle gli hanno sequestrato i beni assieme a una imbarcazione da diporto e 2 milioni in contanti per l'ammontare complessivo di 5 milioni di euro. Le indagini dei finanzieri hanno appurato che l'uomo aveva una residenza fittizia nel Principato di Monaco, pur non essendosi mai spostato da Padova, e la vita da nababbo farebbe pensare che l'individuo vivesse con i proventi di attività illegali. L'uomo, ritenuto dagli inquirenti socialmente pericoloso dati precedenti penali, è implicato in numerosi processi per reati tributari, riciclaggio, violazioni delle leggi sanitarie e di sicurezza sui luoghi di lavoro. Sulla base di queste risultanze, la sezione distrettuale delle misure di prevenzione del Tribunale di Venezia, su richiesta della Procura, ha fatto scattare il provvedimento di sequestro per la confisca. 10 giorni fa aveva investito un ciclista a San Giorgio delle Pertiche ed era fuggito, ora è stato rintracciato e denunciato. Si tratta di un 20enne di Campo San Piero. Rintracciato il pirata della strada che lo scorso 21 ottobre aveva investito un ciclista che percorreva via Signoria a San Giorgio delle Pertiche. Si tratta di un 20enne di Campo San Piero denunciato in stato di libertà per omissione di soccorso. I carabinieri del Norm di Cittadella, intervenuti sul luogo dell'incidente, avevano rinvenuto a terra la calotta di uno specchietto retrovisore di una Volkswagen. Questo ha permesso agli investigatori di cercare la vettura controllando i varchi elettronici e confrontando le testimonianze. Sono quindi risaliti alla targa e al guidatore. Il 20enne in un primo momento ha negato le proprie responsabilità per poi ammettere tutto davanti alle evidenze. Per coprire il danno allo specchietto lo aveva coperto con una maglietta e nascosto la vettura nel capannone di un conoscente. Il veicolo è stato sequestrato e la patente dell'uomo è stata ritirata.
A Vicenza ora occupazione del comune da parte dei No TAV, 17 denunce per la manifestazione non preavvisata. Scattate le denunce per la manifestazione dei movimenti No TAV non autorizzata dal questore e la conseguente occupazione di Palazzo Trissino del 18 ottobre. Al termine delle indagini effettuate con il supporto delle immagini, la Digos ha denunciato alla Procura di Vicenza 17 persone. In 3 dovranno rispondere del reato di manifestazione non preavvisata, mentre gli altri 14 di occupazione abusiva di edifici pubblici. In quell'occasione una cinquantina di attivisti si erano introdotti all'interno della sede del Comune di Vicenza al fine di porre in essere un'estemporanea e non preavvisata manifestazione di protesta allo scopo di far convocare un consiglio comunale straordinario per la discussione del progetto della linea TAV Verona-Padova riguardante l'attraversamento di Vicenza. L'opera di mediazione degli agenti della Digos aveva convinto una parte di manifestanti ad uscire volontariamente dal municipio, mentre un altro gruppo di manifestanti aveva deciso di rimanere oltre il normale orario di chiusura degli uffici, dichiarando l'intenzione a rimanere all'interno ad oltranza o comunque sino all'ottenimento delle loro richieste. Vista l'opposizione a lasciare lo stabile, si era reso necessario lo sgombero coatto. Controlli straordinari antidroga dei carabinieri ieri sera nel territorio comunale di Valdagno. Restiamo nel Vicentino, passati al setaccio bar e locali pubblici del centro e della periferia, osservati speciali nella città della Lana, soprattutto i luoghi di ritrovo dei giovani. Valdagno. 47 persone sono state controllate e identificate nella serata di ieri dai carabinieri del comando provinciale. Un giro di vite straordinario degli uomini dell'arma mirato al contrasto dello spaccio del consumo di stupefacenti nel corso della movida serale nei bar e locali pubblici abituali luoghi di ritrovo giovanile. Sono state impiegate complessivamente 10 pattuglie supportate dal nucleo cinofili di Torreglia che hanno permesso di ritrovare tracce significative di stupefacenti, in particolare 6 grammi di marijuana, ancora oggetto di verifiche e accertamenti, occultate all'interno di un bagno di un noto locale di Valdagno. In un secondo locale, invece collocato nella prima periferia della città, un uomo di 49 anni è stato segnalato alla prefettura come assuntore di stupefacenti perché è trovato in possesso di 3 grammi di marijuana e 2 di hashish. La patente di guida gli è stata inoltre ritirata. Nel corso dei controlli straordinari del territorio sono stati passati al setaccio 27 autoveicoli. Nel corso delle verifiche amministrative una vettura è stata sequestrata perché trovata con l'assicurazione scaduta a maggio. A 4 anni dalla tempesta Vaia c'è un altro pericolo che sta distruggendo i boschi delle nostre montagne. Si chiama bostrico ed è un minuscolo insetto che sta uccidendo gli alberi. Vediamo la situazione sull'altopiano di Asiago. 4 anni dopo la tempesta Vaia, il 90% del legname abbattuto sull'altopiano dei 7 comuni è stato finalmente asportato. Ma il territorio sta combattendo una nuova piaga che non risparmia nessuno e che sta distruggendo gli alberi della Marcesina. Oggi si presenta però un nuovo problema. Se il 90% ormai è stato portato via del legname abbattuto, c'è il nuovo nemico, che è il bostrico. Ips tipografus si chiama, comunque è una maledetta bestia, che sta effettivamente intaccando quella parte delle piante che Vaia aveva salvato. Il bostrico è un piccolo insetto, un coleottero lungo neanche mezzo centimetro, che attacca prevalentemente l'abete rosso scavando sotto la corteccia intricate gallerie che uccidono l'albero ospite in breve tempo. Qui siamo veramente di nuovo in crisi. Di nuovo bisogna fare progetti di taglio, perché in questo caso qua bisogna procedere attraverso la forma ordinaria, le modalità ordinarie, e ci saranno ancora parecchie decine di migliaia di metri cubi da portare via. C'è poco da fare contro questo nemico vorace e devastante, il cui arrivo era stato previsto da tempo. Si pensava, si capiva, ad altre realtà l'esperienza aveva insegnato, però di fronte a questa calamità non ci sono tanti mezzi se non quelli di asportare il legname e evitare che il bostrico vada a intaccare anche quelle sane che ci sono. Ecco, ritorniamo alla cronaca, ritorniamo nel
padovano, dove un uomo, un algerino, era già stato arrestato più volte per spaccio, in particolare in piazza Gasparotto. Per lo straniero ora è scattato il rimpatrio. Lo avevano arrestato più volte, era stato anche condannato a 3 anni per spaccio per reati consumati a Padova tra il 2017 e il 2019. Aveva ottenuto il divieto di dimora in città come misura alternativa alla detenzione, ma era tornato in strada a vendere droga e per lui si erano riaperte le porte del carcere. Era infine stato rimesso in libertà il 20 ottobre scorso il sedicente 24enne algerino, pizzicato dagli agenti della questura di Padova in piazza Gasparotto nel corso di uno dei servizi di controllo messi in atto nella zona, ancora una volta con le mani nel sacco. Il 24enne è stato infatti sorpreso mentre si preparava a confezionare dosi di cocaina tagliando le estremità di guanti in cellofan trasparenti. Il giovane è stato accompagnato in questura e denunciato. La polizia ha subito avviato le procedure per l'espulsione e condotto il 24enne al centro di permanenza per il rimpatrio di Milano. Hanno deciso di patteggiare 5 dei 6 indagati per l'attentato alla macelleria di Bagnoli di Sopra nel Padovano avvenuto nel giugno del 2021. Si è chiusa la vicenda giudiziaria dell'attentato alla macelleria di Andrea Parton a Bagnoli di Sopra nella Bassa Padovana. Davanti al giudice, in 5, tra cui padre e figlia, hanno patteggiato in accordo con il pubblico ministero Sergio Dini, che ha seguito le indagini. Un sesto indagato ha chiesto di essere giudicato con il rito abbreviato. Le accuse spaziano dalla detenzione dell'ordigno esplosivo ai danneggiamenti all'esercizio commerciale, dal furto alla detenzione di armi, caricatori e munizioni, dalla ricettazione alle lesioni, dalla violenza privata al favoreggiamento. Nella notte tra il 13 e 14 giugno del 2021 a Bagnoli di Sopra era esplosa la vetrina della macelleria di Andrea Parton. Dalle carte processuali e secondo le ricostruzioni degli inquirenti, tutto nacque da questioni di gelosia per una donna contesa che poi ha portato a risvolti investigativi inaspettati con padre e figlia che custodivano un vero e proprio arsenale composto da pistole, fucili a pompa, caricatori, cartucce e fondine. L'inchiesta della Procura sull'assegnazione delle case popolari a Treviso, il Comune ha deciso l'azzeramento della graduatoria in corso. Inchiesta sull'assegnazione delle case popolari. Con un atto dirigenziale il Comune di Treviso ha deciso di revocare la graduatoria di edilizia residenziale pubblica al centro di un'indagine della Procura di Treviso che vede tra i circa 30 indagati anche 3 dipendenti di Cassugana dei settori casa e urbanistica. Alla base della decisione, fanno sapere dal Comune in una nota, la volontà di operare una completa reistruzione delle pratiche ora al vaglio della magistratura, che sono oltre 170. Graduatoria da rifare, quindi, così da fugare ogni dubbio di possibili favoritismi. In collaborazione con l'Ater verrà indetto un nuovo bando e i tempi, garantiscono dal Comune, dovrebbero essere rapidi per non penalizzare chi ha bisogno di un alloggio. Dal momento che il sequestro di atti e documenti ha interessato anche procedimenti in corso, meglio azzerare tutto, delegando una serie di adempimenti all'Ater, anche questa un'ulteriore forma di tutela e rinnovamento. L'amministrazione comunale sta creando i presupposti per favorire un clima lavorativo positivo, oltre alla massima efficienza nell'erogazione dei servizi a tutela dei cittadini che versano in uno stato di bisogno, ha spiegato il sindaco Mario Conte. Da qui anche la scelta di trasferire l'ufficio casa al comando di polizia locale, così da tener d'occhio l'andirivieni dei cittadini che si rivolgono a questo specifico servizio. Ed era questo l'ultimo servizio per la prima edizione dei nostri telegiornali. Vi ricordo che dalle 13:40 torna l'appuntamento con salute e benessere a 360 gradi. Si parlerà di tumori dell'anziano, della sindrome da fatica cronica e dello studio dell'ossigeno ozonoterapia che è risultata molto efficace in varie patologie. Ospite il professor Umberto Tirelli, direttore scientifico e sanitario della clinica Tirelli Medical di Pordenone. È tutto, io vi ringrazio per essere stati con noi, vi lascio come sempre prima di chiudere alle previsioni del tempo per le prossime ore. Il meteo, arrivederci.
Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Benvenuti al meteo. Dopo la lunga fase di caldo anomalo e siccità, un'intensa perturbazione investe l'Italia con piogge abbondanti e calo termico. Il dettaglio di venerdì 4 novembre. Sul Veneto avremo condizioni di maltempo con precipitazioni localmente intense. Entro sera migliorerà con fenomeni in esaurimento. Limite della neve in abbassamento fino anche a 1500-1800 metri di quota. Temperature minime tra 6 e 10 gradi, massime invece comprese tra i 15 e i 19 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia e Giulia. Al mattino cielo coperto con rovesci anche temporaleschi. Quota neve fino a 1800-2000 metri circa. Forte vento di scirocco sulla costa. Temperature minime sugli 11-13 gradi, massime intorno ai 16-19 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove è previsto tempo perturbato con piogge diffuse e localmente anche intense, soprattutto nella prima metà di giornata. Temperature minime intorno ai 4-7 gradi, massime sui 14-16 gradi. Dal meteo per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.